Ancora a Porto Tolle. Ci siamo sempre al bar centrale, con la nostra gentile ospite Piera che ci ha portato le cornie. Piera è stata gentilissima. Tra l'altro ce le sta mangiando tutte Gianni. Gianni Vidali dimostra di essere un uomo buon gustaio, in salute e con una buona forchetta. Grazie. Notizie della settimana. Considera come un complimento, ma sai che per lui è un adulatore comunque. Certo. Sì, è un adulatore. Allora, Palazzo Angeli l'hanno riaperto dopo un grandissimo restauro, poi dopo Gianni ci spiegherà anche il discorso di Ferdinando I, Francesco I, eccetera eccetera. Però hanno inaugurato l'Università di Giurisprudenza, è venuta tra l'altro la Casellati, la Presidente del Senato, carica dello Stato. Niente po' di meno, che tra l'altro è di Adria, quindi magari arrivasse un po' più spesso. No, non è di Adria. No? Allora, la senatrice Casellati, che tra l'altro è nata proprio di fronte a Palazzo Angeli. Ve lo dico lei. Lei è nata a Rovigo in via Angeli e ha inaugurato l'anno accademico della Facoltà di Giurisprudenza, che ricordiamo il nostro è un consorzio universitario, e come consorzio universitario i due consorziati sono l'Università di Padova e l'Università di Ferrara. Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, e lei è venuta a inaugurare l'anno accademico. Tra l'altro una cosa che confesso che ancora non ho visto, è un palazzo da visitare, perché è stato effettuato un restauro purtroppo molto lungo che ha fatto penare i rodigini, è stato frutto anche di un po' di diatribe fra come restaurare, d'altronde fa parte del dibattito della cultura. È stato restaurato un palazzo in pieno centro che speriamo ridia vita al centro storico, facendo arrivare tanti ragazzi, tanta vita. Lì ha soggiornato, anzi lì c'era la questura, e io mi ricordo che ragazzino frequentavo il bar di fronte alla questura che si chiamava allora Piccolo Bar, e la questura era dentro Palazzo Angeli. Però non ho potuto vederlo. Prima di arrivare a Francesco I, è stato un restauro fatto attraverso la Fondazione Cariparo, che dobbiamo dire molto spesso è presente ed è un punto di riferimento, anche se ha ridotto di molto le elargizioni, però in ogni caso è cosa buona e giusta tenerla in salute. Assolutamente. Qua mi riallaccio il fatto che Banca Adria, che è diciamo la banca di riferimento, adesso si chiama poi Banca Adria Colli Ugani, no? Sì, Banca Adria e Banca Colli anche. Sì, comunque in ogni caso subito dopo il disastro qua a Porto Tolle ha dato la possibilità di avere, ha molto agevolato soldi per i pescatori per riprendere la loro attività. Quanto è importante il ruolo della banca, nel senso che la banca in ogni caso fa parte di quelle istituzioni che sono la somma di tutti i mali di solito, però sono mali necessari. Sai, la banca, allora intanto lo sforzo che ha fatto la Cassa Rurale, io chiamo ancora Cassa Rurale, comunque banca di credito cooperativo, è superiore a quello della fondazione, perché la fondazione da dove trae i soldi? Dagli utili delle proprietà delle azioni, e quindi non è che fa tanta fatica. Sì, avanzano. Avanza, perché li utilizza, per statuto li deve dare nel territorio che li ha, e quindi per cui dal punto di vista proprio anche dei numeri, lo sforzo, se è a fondo perduto, no, non è a fondo perduto, lo sforzo agevolato, vero? Però lo sforzo di Banca Adria a favore delle cose è uno sforzo assolutamente incommiabile che andrebbe valorizzato. Speriamo che tutto questo sia la prima parte di una grande quantità di denaro che lo Stato mette a disposizione, compresa la Regione, comunque rivede sempre fuori lo Stato, per riportare. Sapete cosa vuol dire restaurare? Vuol dire riportare all'età aurea, cioè alla migliore condizione. Quindi siccome i Veneti si tira su le maniche e comincia a lavorare, qui c'è stata una dimostrazione secondo me plastica adesso i danni, dopo 3 ore siamo già lì che ci lavoriamo. Comunque bello, è stata una bella azione proprio. Poi non dobbiamo dimenticare che Banca Adria è la banca storica in cui i pescatori confluivano i propri risparmi, magari anche indirizzati dai loro
rappresentanti sindacali che abbiamo conosciuto e stimato e così via, e quindi ha una funzione, diciamo, che viene da molto lontano. Gianni, raccontaci dell'imperatore. Ma dell'imperatore io ti dirò che ultimamente sono arrivato a metà libro e sono già nelle pagine in cui l'imperatore austro-ungarico Francesco I venne a Rovigo per fare così un sopralluogo, per rendersi conto delle condizioni così dei propri sudditi e così via. Ecco, è stato praticamente, ed è un palazzo storico che ha la sua importanza, e bisogna anche ricordare che c'è stato un certo Manfredini di Rovigo che era stato impegnato dall'imperatore Francesco I in qualità di tutore dei loro figli, quindi una persona sul piano culturale molto preparata, e che noi abbiamo avuto l'onore che lui fosse proprio di Rovigo. È vero. Con queste direi riprendiamo domani un altro argomento. Sì, direi che il professor Vidali è Gianni preparato. Il professor Vidali ha letto e ha ricordato bene un bel libro, vi assicuro. Ma si può essere professore anche senza laurea? Sì, oppure... No, era per il libro è grosso così. Ma professore deriva dal fatto che uno può insegnare. Quindi mentore. Bravo. Ecco, siccome mentore ha un sapore così. Tu sei il mentore di questa rubrica. No, è lui. E Manfredini era il mentore della casa asburgica. Della casa. Tanto è vero che l'Istituto Manfredini, che è intitolato Ricché, in provincia di Padova. Possiamo tagliare? Arrivederci, buona giornata. Buonasera.